crisi e il meteo sono questi i due fattori che più hanno limitato la crescita dell'agroalimentare veneto nel 2014, che pure ha registrato un incremento complessivo del 2%. Ad affermarlo sono i dati diffusi da Veneto Agricoltura in occasione del tradizionale evento di apertura dell'annata agraria veneta che si è tenuto a Legnaro, in provincia di Padova. Io credo che bisogna, al di là degli aspetti congiunturali, andare a vedere nella serie storica ormai degli anni che vanno dal 2008 ad oggi, per quel che riguarda la crisi, ma per quel che riguarda i cambiamenti climatici da ancora prima, quali sono quegli elementi che ormai non possiamo più considerare congiunturali, ma dobbiamo ormai considerare strutturali, perché su questi dobbiamo investire sia in ricerca e poi in soluzioni anche operative per ridare slancio alla nostra agricoltura e al settore agroalimentare del Veneto. A pesare sui raccolti è stato in particolare l'andamento climatico, una variabile fissa e sempre più incerta che l'anno scorso ha presentato primavere ed autunno caldi e piovosi, estate fresca e piovosa e un inverno con temperature minime molto alte. Questo ovviamente ha influito per alcune culture positivamente, pensiamo al mais, alle colture industriali, quindi bietola, soia, quindi positivamente ottima produzione, per la vite sicuramente no, la produzione ad esempio è arretrata di circa il 10%. Altro fattore di criticità è l'acqua. L'acqua anche nel Veneto, non si sarebbe mai detto fino al 2005, 2004-2005, sta diventando un fattore di criticità. Credo che su questo dobbiamo investire molto, non soltanto sul fronte, così come la Regione peraltro sta facendo, della prevenzione dei dissesti idrogeologici, ma anche proprio sul fronte delle strutture, dei supporti che dobbiamo dare per garantire adeguato livello di approvvigionamento idrico alle culture che vengono fatte appunto qui nel Veneto, soprattutto quelle estensive. Nel complesso il comparto conferma la sua tenuta economica, anche se sono in calo imprese agricole e occupati e cresce il deficit della bilancia commerciale. Per il 2015 le aspettative però sono ottimistiche, anche perché a breve saranno disponibili per le imprese i fondi del nuovo piano di sviluppo rurale per il Veneto. Nel comparto nel complesso la produzione è stata quella dell'anno precedente, quindi circa 5,6 miliardi, in diminuzione le imprese, circa 66.000, in diminuzione gli occupati, però la produzione è un aspetto, l'altro aspetto sono i prezzi e invece appunto c'è stato un calo abbastanza generalizzato dei prezzi, evidentemente quindi questo ha influito e influisce sulla redditività delle imprese che si sta purtroppo portando a livelli di qualche anno fa. Per il 2015 mi aspetto non solo dal comparto che rimanga competitivo, ma che in qualche modo il piano di sviluppo rurale, che fra poco tornerà dal livello comunitario, possa incidere fortemente nella loro capacità di essere competitivi. Questo significa utilizzare le risorse da subito che metteremo a disposizione, sono 1 miliardo e 184 milioni di euro, molte di queste risorse vengono destinate agli investimenti e quindi alla competitività, e questo secondo me sarà un elemento fondamentale per il futuro. E per cercare di fronteggiare al meglio l'annata appena inaugurata, la Regione si avvarrà anche di alcuni strumenti di valutazione preventiva. Accanto al piano di sviluppo rurale noi stiamo facendo fare dalle varie università del Veneto degli studi econometrici di valutazione delle prospettive da una parte, dall'altra anche degli studi per valutazione, non dico preventiva al 100%, ma anche del cambiamento climatico, che è un elemento determinante anche per quanto riguarda le colture e anche la negatività in certi casi delle produzioni. Quindi stiamo accompagnando agli sviluppi e agli investimenti finanziari anche degli studi e delle valutazioni ad indici che in qualche modo possono accompagnare anche l'imprenditore rispetto al cambiamento del clima e quindi ai danni che possono avvenire da loro.